Oggi siamo qui come comitati veneti per una manifestazione a Venezia dove si ricongiungono il popolo dell'acqua che proviene dai fiumi dolomitici piuttosto che dai fiumi delle risorgive, piuttosto che dalle lagune e i canali, in un ideale ecosistema di relazioni tra persone, tra comunità e ponendo la questione fondamentale di riconoscere l'acqua come un bene comune, un diritto di accesso e soprattutto una sfida democratica. Sui beni comuni si decide tutti. Proprio per questo rivendichiamo la moratoria sui processi di privatizzazione che sono in essere. Chiediamo che prima che si esprimano i cittadini con il referendum e non possono essere attivati dei percorsi di privatizzazione senza questo passaggio fondamentale di democrazia diretta e decisionale. Oggi siamo anche qui per denunciare però il disastro ambientale derivato da una pianificazione aggressiva del suolo, del territorio della nostra regione, dove non avviene manutenzione, dove avviene una sorta di artificializzazione progressiva dei fiumi, dove c'è una cementificazione, un'idea di futuro da nodo scorsoio, per dirla con Zanzotto. Da questo punto di vista siamo vicini alle popolazioni alluvionate e ribadiamo che queste non sono emergenze della natura matrigna, ma sono conseguenze dirette dell'assenza di una sensibilità, di un'attenzione, di una capacità di essere in sintonia con il paesaggio, con i luoghi e la memoria delle nostre comunità. È un gravissimo problema perché la falda più grande d'Europa che abbiamo lì sotto il Dalmolin è stata trafitta da 4.000 pali su cui hanno costruito la base americana più grande d'Europa, appunto. Questi 4.000 pali entrano direttamente nel corpo della falda dell'acqua e quindi creano qualche problema. Hanno creato qualche problema anche nell'ultima alluvione, quando gli argini del fiume Bacchiglione, che passa vicino alla base, sono stati innalzati dalla parte della base e invece abbassati dalla parte dei campi e delle abitazioni dei vicentini. Certamente la Pedemontana è un'opera che già nella parte dell'Alto Vicentino va a impattare col discorso dell'acqua, perché diciamo che lì ci sono le falde dove si caricano le falde acquifere e quindi stendere questa enorme distesa, diciamo, di asfalto per 90 e passa chilometri con tutte le opere che ci sono intorno sicuramente è un problema, perché questo va, diciamo così, a impattare in qualche modo anche il discorso delle falde acquifere. Vorrei parlare dell'autostrada che segue la costa spagnola, mediterranea, la quale, al pari della Pedemontana, rappresenta un ostacolo al naturale deflusso dell'acqua. È successo circa 5-6 anni fa che un intero paese è stato alluvionato a causa dell'argine che ha rappresentato questa autostrada, che ha impedito il deflusso dell'acqua verso il mare. La Pedemontana si trova esattamente ai piedi dei monti, come dice il suo nome, e rappresenterà anche questa un argine al deflusso naturale dell'acqua. Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere. Il primo è ottenere che anche il Consiglio Comunale di Padova approvi la delibera sulla moratoria al decreto Ronchi per poter svolgere il referendum, cioè questo diritto garantito dalla Costituzione ai cittadini. Questo è il primo obiettivo. Il secondo è per dire al Comune di Padova che non deve procedere con ulteriori passi verso la privatizzazione sempre più spinta di Acegas APS, che è l'azienda che gestisce il servizio idrico a Padova. L'attuale modello di sviluppo si è rivelato, lo dimostrano anche le recenti alluvioni, come un modello di sviluppo speculativo, dissennato,
le cementificazioni del territorio lo hanno impermeabilizzato, determinando l'esondazione dei fiumi e nello stesso tempo l'impossibilità di ricaricare adeguatamente le falde. Per questo c'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo. Noi siamo qui oggi sia per rivendicare una moratoria e il rispetto del diritto dei cittadini che hanno firmato per il referendum di effettuare il referendum entro il 2011, ma siamo qui anche per sottolineare che siamo di fronte a un modello sociale che è lo stesso, che vuole privatizzare la università, che vuole privatizzare la sanità, che vuole deprezzare, svalorizzare il lavoro anche attraverso la messa in discussione del contratto nazionale di lavoro. Noi siamo per un nuovo modello di sviluppo che sia rispettoso dell'ambiente. Innanzitutto nel Veneto bisogna fare una cosa, bisogna che il presidente Zaia butti al macero il PTRC, cioè il piano territoriale regionale di coordinamento definito dalla giunta Galan, perché è un piano che comprende una quantità incredibile di scempi, a partire da Veneto City, da Quadrante Tessera, dalle tante infrastrutture a pagamento, autostrade camionabili a go-go. Non è in questo modo che si determina un nuovo meccanismo di sviluppo. Un nuovo meccanismo di sviluppo può essere determinato solo da un nuovo piano regionale che ascolti le istanze dei cittadini che hanno contestato quel piano definendolo un piano di cementificazione del Veneto. C'è bisogno di un nuovo piano che sia un piano che risparmi il territorio, che punti ad un'agricoltura di qualità, che punti ad una industria ecocompatibile, che punti alle energie rinnovabili, che punti cioè a un nuovo modello di sviluppo capace di rispettare l'ambiente e di dare un lavoro qualificato. No alla privatizzazione dell'acqua. Servizio essenziale e quindi deve essere assolutamente a disposizione di tutti. Bisogna mettere in discussione questo modello di sviluppo che è un modello di sviluppo devastante, una globalizzazione selvaggia, un liberismo selvaggio a favore di pochi e a danno di moltissimi. In Parlamento adesso non c'è nessuno che ragioni in queste cose, hanno altro da fare. E allora la piazza deve convincere questa gente a muoversi in questo senso. Ma io credo sicuramente che ci sia la necessità di mettere insieme tutte quelle forze che in modo diverso si battono per i beni comuni e oggi sono vittime di quelle politiche che vogliono per esempio privatizzare, per esempio non farci godere dei nostri beni comuni, non lasciare che li gestiamo collettivamente ma inserirli sul mercato, o di quelle forze che vogliono far pagare la crisi per esempio al mondo del lavoro, al mondo dell'università. È naturale che dai comitati per l'acqua come oggi fino agli universitari e agli operai c'è la necessità di una risposta comune, però c'è anche una data adesso, è la data del 14 dicembre di Uniti contro la crisi, in cui tutte queste forze, veramente tutte queste forze che oggi si trovano a contrastare la crisi e a dire vogliamo più giustizia sociale, vogliamo beni comuni gestiti collettivamente, tutte queste forze si ritroveranno il 14 dicembre a Roma. Dunque a Chioggia la situazione è farsesca, per cui hanno sperimentato un paio di volte e il Baby Mose ha funzionato, l'altro giorno che l'acqua è salita sopra i 130 centimetri, siccome il sistema è calibrato per resistere a onde di maree per i 130, quando si supera l'acqua entra e praticamente rende inutile
quella piccola opera. E come dicono gli studi, per esempio quelli di Pirazzoli, il Mose, quello grande, dovrebbe essere completamente inutile perché le acque diventeranno talmente alte che praticamente dovranno essere chiuse una volta al giorno, per cui a questo punto avremo la laguna che diventerà un lago inquinato dagli stessi sedimenti dei veneziani. Questo è solo l'inizio, dobbiamo aver forza di lottare! La manifestazione di oggi e anche tutta l'iniziativa contro la privatizzazione dell'acqua alla fin fine ci parla sempre di diritti, difesa dei diritti, della democrazia, perché oggi c'è un stravolgimento da parte poi di questo modello di sviluppo devastante di tutti i territori, in tutte le sue applicazioni, non è soltanto sull'acqua ma sul nucleare, sul Porto Marghera eccetera, dove c'è purtroppo questa capacità di ridisegnare, ridefinire i territori poi a uso e consumo appunto sempre dei poteri più forti. Oggi si tratta di dare veramente una inversione di tendenza. Io credo che anche manifestazioni come queste poi possono essere una spinta forte poi anche verso la politica per cambiare. Io sono di Padova, abbiamo simpatizzanti in tutto il Veneto e le risorse collettive non si toccano, devono restare pubbliche e non devono essere assolutamente privatizzate. Si deve assolutamente cambiare il modello economico e sociale. Noi auspichiamo un modello socialista, libertario ma socialista, partendo dal popolo e non dai profittatori, dei grandi interessi, dei poteri forti. L'unico potere deve essere il popolo. Bisogna programmare tutto, però programmare tenendo ben presente che il profitto non è il fine è il benessere diffuso della popolazione e questo si ottiene anche attraverso al mantenimento delle risorse, tra cui l'ambiente, il territorio, il rispetto e il mantenimento delle risorse. Le regioni, così come gli enti locali, per loro competenza, in questo caso la regione, la programmazione è la regola numero uno, è che in questo Veneto purtroppo nel territorio, nella difesa del suolo, sulla questione delle risorse idriche invece per tanti anni c'è stata la totale assenza. Abbiamo un proliferare di enti che si accavallano e poi quando succedono le catastrofi, i drammi come quello appunto che è successo poche settimane fa, appunto allora si dice ma è colpa di chi? Di qualcuno, è colpa di chi non fa quello che doveva fare, non solo le opere, di chi non fa una programmazione. Noi abbiamo un piano regionale che non esiste sulla difesa del suolo, cioè quindi in qualche maniera mi pare che sia questa la prima domanda da fare. Non le sembra scandaloso che il commissario preposto alla costruzione del Dalmolin, Paolo Costa, abbia coscientemente impedito la valutazione di impatto ambientale in conseguenza dei lavori sulla più importante falda acquifera d'Europa praticamente, con la conseguenza che poi abbiamo visto della disastrosa alluvione dei primi giorni di novembre? Beh, intanto è scandaloso che si sia nominato un commissario, che sia nominato quel commissario, occorre dirlo, e poi andrebbe fatta una seria verifica effettivamente dei danni che sono stati causati, quanti siano stati dovuti proprio di non aver voluto infatti valutare gli aspetti di incidenza ambientale e di questioni ambientali legate a quello. Credo che qualcuno dopo un'analisi del genere dovrebbe pagare sinceramente.